Abbiamo in conferenza stampa Alessandro De Carlo, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, che vi spiegherà la filosofia e il significato di questa iniziativa che, come avete visto un po' dalla nota stampa, coinvolge circa 200 psicologi e con un'organizzazione di 50 eventi diffusi su tutte le province del Veneto, su tutto il territorio. Nicolò Rocco è responsabile comunicazione dell'Ordine degli Psicologi ed è l'organizzatore e il coordinatore di questa manifestazione, e lui vi potrà parlare su come è tecnicamente organizzata e come si svilupperanno questi incontri. La necessità è stata questa iniziativa, che è la prima che viene fatta con un così vasto impegno che ha richiesto una macchina organizzativa non indifferente. È la prima che viene svolta per sensibilizzare anche molto la cittadinanza su cos'è la psicologia, cosa fa il professionista. Questo nasce anche da un dato di fatto, che la parola psicologia nei motori di ricerca è tra le più cliccate. Quindi questo è il sintomo di necessità di conoscenza, di capire che cosa fa e quali professionisti operano nel territorio. Ecco, questo è un po' il cappello che vi posso fare, e lascerei quindi ad Alessandro la spiegazione un po' di tutto questo vasto impegno che questa settimana definita della comunicazione rappresenta per il Veneto. Grazie, benvenute. Allora, abbiamo pensato di promuovere questo evento, questa settimana della comunicazione, perché c'è un bisogno fondamentale di spiegare da una parte alla popolazione che cos'è lo psicologo e che cosa fa, dall'altra di formare gli psicologi alla comunicazione. L'idea che l'ordine, piuttosto che qualche organismo centrale, centralizzato, possa fare questa comunicazione è follia. C'è bisogno che tutti i 9.000 psicologi del Veneto contribuiscano alla comunicazione efficace di quella che è la loro professionalità e di quelle che sono i loro ambiti di intervento. Quindi gli scopi della settimana dell'informazione sono due: da una parte informare la popolazione direttamente tramite gli eventi, dall'altra formare i colleghi alla comunicazione, perché il processo poi duri durante il corso di tutto l'anno. Per fare questo abbiamo coinvolto i colleghi che hanno risposto organizzando indipendentemente, sotto il cappello di questa iniziativa e con il logo Comunicare la Psicologia, più di 50 eventi. Noi come ordine ne abbiamo organizzati direttamente 7, una decina. Tra questi appunto cominceremo il 28 con un convegno importante a Padova sulla tecnica della comunicazione, poi un seminario sulla pubblicità professionale. Domenica, che è anche domenica, insomma, giornata un po' domenicale, c'è una visita alla mostra di Escher a Treviso, anche per parlare del rapporto tra la psicologia e altre materie, come ad esempio l'arte, per la comunicazione efficace. Poi abbiamo dei corsi qui in sede sull'utilizzo dei social network e sull'utilizzo dei siti internet e sulla pubblicità professionale durante la settimana, e poi un convegno con l'Ordine dei giornalisti il 4 sulla comunicazione a mezzo stampa, ovviamente organizzato con l'Ordine dei giornalisti, con i quali abbiamo una convenzione in essere. Questa settimana cade veramente in un momento particolare. Da una parte c'è una richiesta di psicologia molto forte. Il dato che argomenti di ambito psicologico siano tra i più ricercati su internet ce lo dimostra. Basta guardare la nostra vita quotidiana, che sta diventando sempre più complessa, veloce. Anche questo è un dato che ci fa capire che c'è un bisogno di psicologia.
però c'è una scarsa conoscenza di quello che fa lo psicologo e può fare. Anzi, oltre che una scarsa conoscenza, c'è una serie di stereotipi ormai superati sul fatto che, ad esempio, lo psicologo sia il medico dei matti, curi soltanto delle patologie psichiche gravi, quando invece lo psicologo è il professionista del benessere psicologico a tutto tondo. Si va sì dalla patologia, ma ci si occupa anche del miglioramento della vita quotidiana delle persone. Dicevo, il momento, oltre a questa richiesta troppo spesso latente di psicologia, o che non trova una facile risposta, ci sono state una sentenza di TAR della settimana scorsa che afferma che ogni forma di disagio psichico e di benessere psicologico sono peculiarità della professione di psicologo, quindi il counseling è un atto tipico, come l'ordine sostiene, della professione psicologica, e 2 proposte di legge presentate ieri, di cui una è sullo psicologo di base, quindi nel territorio a fianco dei medici di base. Quindi questa settimana è ancora più importante perché ci sono delle novità fondamentali che, se non trovano una sponda nei colleghi che creino anche consapevolezza dell'importanza della figura dello psicologo e di questa professionalità, potrebbero rimanere, non dico lettera morta, ma diventare molto meno influenti e impattanti di quello che possano essere. Noi crediamo che per far fare il salto di qualità alla professione psicologica sia solamente necessario comunicare efficacemente tutto quello che sappiamo di poter fare e che deve essere compreso sia dalle persone che dagli stakeholders istituzionali. Bisogna dire che con 1 anno e mezzo ormai di lavoro, gli stakeholders stanno avendo i politici piuttosto che gli imprenditori, insomma, diciamo i grandi possibili datori di lavoro per gli psicologi stanno avendo una maggiore consapevolezza della nostra professionalità, ma adesso è importante che le persone nel territorio possano essere altrettanto consapevoli e rivolgersi con fiducia a questa figura professionale e non soltanto aspettare che il disagio sia eventualmente così forte da avere uno sbocco naturale verso lo psicologo o verso lo psichiatra, ma poter considerare questi professionisti un alleato quotidiano per il miglioramento della vita. Grazie. Sul contenuto e distribuzione degli eventi, Nicolò Rocco vi può fare un quadro che vi dà l'idea sulla qualità e i contenuti che stanno sotto ad ogni iniziativa che è stata organizzata, e che, oltre a quel dato che vi ho detto, ha coinvolto anche una trentina di associazioni che spontaneamente, molte volte in collaborazione con i comuni o con altri ordini professionali, hanno organizzato alcuni eventi. Prego, Nicolò. Sì, buongiorno. Ovviamente non entro nel merito delle singole iniziative perché sono veramente numerose. La richiesta però che è stata fatta a ciascuno psicologo, a ciascun professionista, di essere a sua volta promotore durante una settimana che è una settimana istituzionale, quindi comunque promossa all'ordine professionale, è stato proprio nel senso di comunicare il fatto che la comunicazione stessa debba seguire molti canali, e i primi, in qualche modo i primi ambasciatori dell'utilità della psicologia sono proprio i professionisti sul territorio. Quindi la cosa significativa è la distribuzione capillare all'interno delle province del Veneto delle iniziative. Sono toccate tutte le province, anche diciamo le più periferiche, che molto spesso insomma hanno un rapporto più difficile con il centro della regione, quindi sono toccate. Anzi, c'è stato proprio un forte investimento nell'andare magari nei paesi più lontani dal centro, e sono coinvolti nelle varie iniziative diverse. Come diceva Alessandro prima, ho utilizzato il termine stakeholder: sono coinvolte università, sono coinvolte cooperative, sono coinvolti i comuni, sono coinvolte istituzioni, e poi diciamo anche c'è
veramente un ambito abbastanza vasto di temi trattati, e questo secondo me è significativo. Io ovviamente non vado nel merito delle singole iniziative, però ce ne sono alcune che trattano per esempio il tema dello shopping. Il 5 ci sarà un'iniziativa particolare, gli psicologi che hanno collaborato con dei negozi, dando la disponibilità per 2 ore di entrare nei vari negozi per in qualche modo discutere ed essere a supporto per quanto riguarda le strategie decisionali, e questo può essere utile sia per il venditore, che quindi cerca di comprendere alcuni meccanismi della scelta, sia per colui che compra, perché dietro le scelte che facciamo possono esserci insomma vari aspetti. Io ho citato questa dello shopping, ma c'è verrà presentata durante la settimana una tesi di laurea di master specialistico sul tema della comunicazione in giornalismo, sul tema della comunicazione degli psicofarmaci e la psicoterapia, quindi insomma come vengono percepite la psicoterapia e gli psicofarmaci, per cui l'ambito in cui lo psicologo può lavorare veramente va certo dagli ambiti a cui siamo più abituati, quindi quello relazionale, ma può andare anche la psicologia del lavoro, il miglioramento delle prestazioni, l'educazione affettiva, la sessualità e il rapporto con la genitorialità, per cui abbiamo veramente un ambito abbastanza vasto. Il calendario lo vedete, abbiamo anche tutti i riferimenti, per cui se c'è un'iniziativa che può interessare in maniera particolare c'è la mail dell'organizzatore, quindi insomma ci si può riferire e si può comunicare e chiedere informazioni rispetto alla singola iniziativa. Insomma, facciamo un sacco di cose. Sono quasi 9.000 psicologi nel Veneto, tenete conto come numero e mole di presenza. E uno degli aspetti importanti che è stato anche più volte toccato, che riguarda la funzione dello psicologo, è proprio, come accennava Nicolò prima, sulla prevenzione, anticipare il disagio. Perché in base alle iniziative che sono state fatte di psicologo sul territorio, di cui se ne è parlato ieri in Regione, i medici stessi hanno riconosciuto attraverso un questionario che l'intervento, l'appoggio dello psicologo cosiddetto di base o del territorio che affianca il medico di medicina generale ha comportato una forte riduzione di prescrizione di farmaci e di visite specialistiche, quindi ha portato a un risparmio non indifferente di spesa pubblica. Quindi il fatto che ci sia un professionista che possa intervenire in una fase iniziale e avvicinare un paziente, chiamiamolo, chi ha magari dei problemi che sono gestibili con l'intervento psicologico, evita questa spesa notevole, perché non vengono prescritti dei farmaci o non viene inviato ai servizi magari di psichiatria, o se è preso per tempo. Su questo Alessandro magari vi può spiegare meglio le iniziative che sono anche in cantiere, che si è fatto cenno anche ieri dello psicologo del territorio e la funzione che ha avuto, no? Anche qui, oltre alla essenza stessa dello psicologo nelle unità di medicina di base, le ex UTAP, la questione strutturale di metterlo a fianco del medico di base e quindi di renderlo accessibile alla popolazione, anche qua è un problema fondamentale quello di comunicare correttamente dov'è, che c'è, che cosa fa, perché sta lì, altrimenti rischiamo sempre di essere dei corpi estranei. Sicuramente ci sono dati in letteratura scientifica e dati di esperienze estere, non italiane, che dimostrano come lo psicologo possa avere una serie, cosa che è stata richiamata dalla Regione ieri in conferenza stampa, possa avere una serie di ricadute positive non soltanto per la salute, ma anche per
la vita economica della regione. Soltanto un dato: l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel 2020 la malattia professionale più grave, quella che causerà maggiori assenze, sarà la depressione. Oggi è il numero 2, quindi già grave, ma c'è una crescita di questo genere di fenomeni che da una parte hanno un impatto sulla salute della persona, ma dall'altra hanno un impatto sulle aziende, perché se è malattia professionale il lavoratore non può lavorare e produrre. Quindi bisogna cambiare il paradigma della salute stessa e non limitarci a diagnosi, malattia, diagnosi, cura, ma a un processo in cui la sanità accompagna il cittadino nel suo percorso di benessere e nel suo percorso di salute a tutto tondo. Sicuramente però è un cambio di paradigma, e come ogni cambio di paradigma necessita di una comunicazione corretta e di tempo per essere assimilato. Non si cambia il paradigma medico-paziente che sopravvive dai tempi quantomeno dal Medioevo a un paradigma di sanità completamente diverso che comprende anche quella fase ma si allarga in 2 giorni. Quindi è fondamentale l'apporto di tutte le professioni sanitarie, l'apporto della regione sia tramite e dello Stato, sia tramite iniziative legislative come appunto l'istituzione di alcune figure come lo psicologo di base, sia dal punto di vista della collaborazione di tutti i professionisti coinvolti nel diffondere queste novità che possono avere un impatto fondamentale. Dai. Una cosa brevissima. Durante la settimana presenteremo anche delle infografiche, appunto delle grafiche informative, proprio per spiegare in maniera molto diretta ed efficace cos'è lo psicologo, cioè cos'è la psicologia, cos'è uno psicologo, cos'è uno psicoterapeuta, cos'è uno psicanalista, cos'è uno psichiatra, che non è uno psicologo, cioè può esserlo però, perlomeno un altro percorso di studi, perché ci rendiamo conto che molto spesso c'è confusione tra le varie professioni che sono in campo e invece questa confusione molto spesso purtroppo si ripercuote anche appunto a livello istituzionale, magari in chi comuni piuttosto che associazioni cercano di fare del bene, però magari non hanno gli strumenti giusti per affrontare alcuni disagi rispetto ai quali invece ci sono delle competenze nei percorsi di studio, e questo rientra anche nella collaborazione che abbiamo scelto in qualche modo di portare avanti con altri ordini professionali, perché riteniamo che la professionalità sia fondamentale in questa fase storica in cui appunto c'è molta confusione anche a livello comunicativo. Come pensiamo che la comunicazione debbano fare le giornalisti che hanno un codice deontologico a cui rispondere, a livello di relazioni, di affettività e di questi ambiti è giusto che chi lavora abbia le competenze specifiche per farlo, e come ha riconosciuto il TAR, nel caso del disagio psicologico sono gli psicologi. Questa è una sentenza importante. Quella del TAR, sì. Che ha tolto dubbi, cioè su chi può esercitare un tipo di intervento di professione come il counseling, insomma la consulenza che viene fatta di primo intervento, cioè non ci sono altre figure professionali. Questo l'ha deciso adesso il giudice, per cui si è fatto un po' di chiarezza. Vedete i campi, magari vi può far confusione l'insieme di iniziative che ci sono, ma lo spirito è quello di far vedere nei vari campi il possibile intervento, il compito che può avere lo psicologo nelle varie discipline. Molto poi importante sulla scuola, per esempio. Voi pensate in questo periodo, anche nelle scuole elementari, tutto quello che è venuto fuori sul discorso Parigi. Quindi la gestione della paura, dell'ansia nel bambino che chiede alla maestra a scuola perché succede, che cosa posso fare, ma che cosa mi succederà. Cioè le ansie che sono sorte, questo gli psicologi che affiancano, che operano nelle scuole, sono stati interpellati dagli insegnanti per poter dare un contributo, un aiuto, che cosa diciamo e come rispondiamo. Su questo ce ne ha parlato anche un convegno recente sull'adolescenza.
Tra l'altro il collega che si è inventato il sistema, quell'iniziativa di sostegno online alle vittime, a chi aveva partecipato, chi era stato coinvolto nei fatti di Parigi di lingua italiana, che poteva far fatica a trovare uno psicologo che parlasse italiano a Parigi, e quindi c'è stata un'iniziativa dall'Italia di dare una mano online, e anche il secondo relatore del convegno del 28, che ovviamente l'avevo invitato, ci si conosce, l'avevo invitato prima del fatto, sì. Sì, abbiamo poi la locandina del 28, ce l'abbiamo separata, sta sul sito, è la promozione efficace della professionalità, il convegno, quello grosso che apre la settimana, in realtà che apre con il convegno, quello in Camera di Commercio, con una capienza maggiore di sala organizzato dall'Ordine, e caso vuole che appunto il buon Francesco Boz sia quello che aveva fatto questa... lui è friulano, però lavora a Milano. Lui si occupa di scrive autore televisivo, quindi è un collega psicologo, ma fa l'autore televisivo, blogger, esperto di comunicazione, quindi essendo anche psicologo. Questa cosa dello psicologo di base c'è già strutturata, no? O è solo una proposta, No. o non tutti l'hanno accolta? Allora, lo psicologo di base esiste già in principalmente due diverse forme. Da una parte c'è una sperimentazione regionale che viene condotta presso le ULSS di Pieve di Soligo e Alto Vicentino. Quindi lì è strutturata, istituzionalizzata per volontà della Regione, che prima di questa proposta di legge voleva avere una sperimentazione. I dati stanno venendo analizzati insieme all'Università di Padova. La sperimentazione è stata tra l'altro prorogata di 6 mesi e terminerà a febbraio, forse marzo, insomma febbraio circa dell'anno prossimo 21. Quindi questa è la parte regionale. Poi esistono altre 3 esperienze di ambito pubblico, che sono le l'UTAP di Carmignano, che è stata la prima che ha iniziato questo percorso, Carmignano di Brenta, sì. Poi Verona, e un'esperienza nel bellunese organizzata dalla ULSS di Belluno, con il supporto di alcuni colleghi. Quindi ci sono queste due diversi filoni di sperimentazione, quello che parte dalla regione e quello che parte invece dagli enti locali, che tra l'altro le esperienze degli enti locali sono state inserite nella sperimentazione regionale, nella proroga. Prima la sperimentazione regionale andava da sola e le sperimentazioni locali andavano da sole. Nella proroga sono state inserite nel progetto, e quindi i dati provenienti da queste 3 realtà verranno computati nei dati finali che la Regione avrà a disposizione in questa prima sperimentazione. C'è dappertutto, è un progetto pilota. In questo momento è un progetto pilota. La proposta di legge, siccome i dati sono confortanti, abbiamo fatto un convegno a cui era presente anche il firmatario della legge, il consigliere Possamai, a Treviso. Aprile, grazie Nick. L'abbiamo fatto ad aprile, i dati sono buoni, stanno sempre migliorando, ci sono dati appunto molto confortanti, allora nasce una proposta di legge. La proposta di legge non sarà ancora a copertura totale del bisogno di psicologia, ma struttura la figura, e la struttura comunque in un modo già molto importante. Regionale. È stata presentata ieri, quindi fresca. Venerdì 18. Dice che insomma si può occupare di psicologia solo chi... Allora, per essere precisi, la sentenza del TAR era Consiglio Nazionale dell'Ordine che si è opposto all'iscrizione di Asso Counseling, l'associazione di counselor, al registro presso il Ministero di Giustizia delle professioni non normate di cui ha la legge 4
Decreto Monti, professioni non normate. Il decreto Monti dice che le professioni della legge 4 non possono sovrapporsi neanche parzialmente a professioni ordinistiche, specialmente se sanitarie. Il giudice del TAR, quindi primo grado della giustizia amministrativa, ha disposto la cancellazione di Assocounseling dalla, e questo è l'oggetto della sentenza. L'oggetto della sentenza è esclusione di Assocounseling, cancellazione di Assocounseling dal registro della legge 4. Il punto sono le motivazioni. Nelle motivazioni viene specificato che quello che i counselor, quello che è il counseling, che in realtà è una tecnica, non è una professione, il counseling è una tecnica tipica dello psicologo, il che significa che il giudice implicitamente riconosce allo psicologo, e solamente allo psicologo, anche il ruolo di supporto, aiuto della persona per migliorare le proprie condizioni senza una patologia grave conclamata, e quindi riconosce allo psicologo la specificità del counseling. Questa è la storia, giusto per essere precisi, perché serve, quando le cose sono legali, serve un pochino di... Poi tra l'altro, essendo io il segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, sono anche quello che firma le carte, e quindi me le son lette ben bene, una dopo l'altra. Vabbè, ma lì è il ruolo, l'ordine non è come i giornalisti, noi abbiamo un ordine di secondo livello, il nostro nazionale è composto dai presidenti delle regioni, non è eletto a parte, e quindi siamo tutti presidenti, sono componenti del Consiglio nazionale, e poi tra noi si fa l'elezione interna per le 4 cariche. A me è capitata quella del segretario, che è una pigna, perché tutte le carte, anticorruzione, trasparenza, cartacee, robe, però di buono c'è che vedo tutto, quindi sono piuttosto preparato sugli incartamenti. Collega, questa questione dell'affiancamento, diciamo, degli psicologi ai medici di base, perché comunque è una questione, ecco, per cui nella discussione che c'è stata ieri è stato rilevato anche come, diciamo, questo tipo di supporto riesca in qualche modo a diminuire quella che è la spesa, diciamo, farmacologica. Allora parto da questo per passare proprio alla domanda su questa iniziativa. Dunque, è vero, insomma, che molti comuni cittadini non sanno che, per esempio, soltanto lo psichiatra può prescrivere gli psicofarmaci e non uno psicologo. Ecco, volevo chiedere questo. Per cui attraverso questa iniziativa, questa prima iniziativa, qual è l'idea, diciamo, di comunicazione che volete, insomma, cercare di trasmettere così alla cittadinanza, oltre che così ai professionisti, certo, per cercare di avvicinarli e di, come dire, sì, forse abbattere anche certi pregiudizi. Siamo in un periodo di crisi economica, le persone soffrono di disagi psicologici a causa della crisi, e credo anche, insomma, dalle notizie di cronaca ci si accorge sempre che gesti disperati purtroppo così sono così un disastro. Ecco, allora volevo capire, visto che è la prima iniziativa così radicata nel territorio regionale, ecco, qual è, così semplicemente, insomma, dietro la parola comunicare ci sono diversi significati e modalità, così semplicemente a portata di cittadino, di utente. Allora, il primo obiettivo, allora, è necessaria una brevissima premessa. La psicologia è una scienza più giovane, per esempio, della medicina, quindi ha un problema potenziale interno, che può essere anche una ricchezza, di avere un paradigma
in evoluzione. La comunità degli psicologi è estremamente variegata. Soltanto nella psicologia clinica ci sono 22-23 approcci riconosciuti dal Ministero proprio per curare il disagio, e la ricerca non dà risultati di una chiara prevalenza di uno di questi sugli altri. Quindi posso trovarmi uno psicanalista che segue i dettami di Freud, il lettino, eccetera, come posso trovare uno psicoterapeuta sempre per lo stesso tipo di disagio, di difficoltà, quando parliamo di clinica e di psicoterapia, posso trovare uno strategico piuttosto che un cognitivo comportamentale che applicano delle cose completamente diverse per lavorare sullo stesso. In più, lo psicologo può operare in una quantità di campi estremamente vasta, dall'ambito del lavoro all'ambito del counseling a quello dello sport, e lo psicologo dello sport non sta soltanto sul disagio dell'atleta, ma anche sulla performance. Quindi è una scienza talmente vasta, e infatti si pensava nell'89 il dibattito se si dovesse creare o meno l'ordine degli psicologi. Chi diceva non c'è bisogno dell'ordine degli psicologi è perché la psicologia avrebbe dovuto essere in tutte le professioni, no? Si utilizzava il termine fecondare. Vabbè, 89, così va. Quindi, avendo un campo di applicazione così vasto e una tale vastità di teorie, il primo focus è dare ai 9.000 colleghi gli strumenti per comunicare efficacemente quello che fanno. Non è l'idea di comunicazione è sviluppare una comunicazione dal basso. Noi come primo obiettivo ci diamo quello di fornire ai 9.000 colleghi una cassetta degli attrezzi per cui loro, che sono più esperti di me e di chiunque in questa sala di ciò che fanno nella loro quotidianità, possano comunicarlo, anche consapevoli che a volte è meglio evitare di confermare stereotipi piuttosto che di utilizzare termini che possono essere ambigui, sbagliati, difficilmente comprensibili. Un altro obiettivo invece di comunicazione diretta alla popolazione e agli stakeholder è quello di chiarire almeno alcuni punti fermi che sono comuni a tutti gli psicologi. Per esempio il fatto che non si dia farmaci e che l'obiettivo dello psicologo è un altro, non è quello farmacologico, oppure che lo psicologo in generale in qualunque ambito possa rappresentare non tanto una spesa ma quanto un investimento con dei ritorni sia in termini di salute che in termini altri. Quindi, per riassumere, primo obiettivo, dare agli psicologi la possibilità di comunicare efficacemente quello che fanno. Secondo, concentrarci a livello ordinistico su alcune peculiarità sovraordinate di tutti gli psicologi in tutti gli ambiti, che è l'unica cosa che appunto come organo centralizzato possiamo fare in maniera sensata. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto agli psicologi di organizzare eventi, presentazioni, realizzare materiali su quello che loro volevano comunicare alle persone. Non abbiamo dato noi una linea guida, abbiamo detto l'obiettivo della settimana è 1, 2, 3, fare comunicazione efficace, avvicinare le persone alla psicologia, e abbiamo dalla psicologia e arte alle emozioni nei vissuti infantili, alla prevenzione delle dipendenze, maternità, stili genitoriali, anche questo, memoria degli anziani, qualità della vita. Abbiamo il time management, conciliazione vita-lavoro, abbiamo demenza, abbiamo lo psicologo in farmacia, abbiamo una serie di seminari proprio tecnici sulla comunicazione rivolti agli psicologi, gestire lo stress e l'ansia attraverso il training autogeno. Quindi vedete che i campi sono veramente vasti, ed è la bellezza della nostra professione ed è anche il punto di forza che possiamo portare. Insomma, c'è veramente tante cose. Due cose per la cittadinanza, come appunto chiedevi tu.
penso il messaggio più diretto che si possa dare per la cittadinanza è non aver paura di andare dallo psicologo, perché nelle esperienze i dati più analitici giustamente verranno elaborati e presentati. Però nelle esperienze, questo si può dire, gli eventi a cui diciamo sono andate incontro le persone che sono state inviate dal medico di base sono eventi normali del ciclo di vita di una persona, quindi la malattia, un lutto, una separazione, quindi tutte cose in qualche modo che possono toccare, sono molto quotidiane, molto concrete. E rispetto a questi disagi magari c'è un pregiudizio nell'andare da un professionista, da una parte perché appunto non è tanto conosciuta la figura, non è così conosciuta la figura dello psicologo, dall'altra perché magari anche diciamo a livello economico poi ovviamente vogliamo che le persone capiscano l'importanza e quindi poi vadano anche e lavorino anche con i privati, però magari non è facilmente accessibile questa figura perché per rivolgersi a uno psicologo si va da un privato oppure ci sono i centri, per esempio i centri di salute mentale, una persona magari che ha un disagio lieve o magari è all'inizio di un lutto, di una separazione, dover andare a un centro di salute mentale chiaramente non è la cosa più invogliante, per cui questo psicologo di base fungerebbe come una figura accessibile, quindi noi lavoriamo molto sull'accessibilità, la capillarità, la vicinanza, la prossimità delle cure. Dall'altra capire anche per tempo che un primo disagio, se intercettato in maniera efficace subito, ha un percorso, se invece è affrontato 2 o 3 anni dopo chiaramente viene affrontato in maniera diversa, quindi in questo senso c'è una riduzione di spesa farmaceutica, di visite specialistiche. Questi sono dati appunto che verranno elaborati ma sui quali insomma si può assolutamente anticipare molto, molto serenamente. Non soltanto sui farmaci, cioè, il risparmio anche solo dal punto di vista sanitario è sui farmaci, ma sulle visite specialistiche e quindi poi anche sulle code, perché la medicina difensiva può essere anche in parte diciamo demandata, filtrata attraverso lo psicologo. La produttività. E poi ci sono le ricadute positive che dicevo prima, ma proprio il risparmio non è soltanto sui farmaci, ma è anche su un appesantimento della sanità in tanti altri aspetti, principalmente visite specialistiche, esami, e quindi insomma diciamo che contiamo di far risparmiare la regione molto di più di quanto possa spendere, ecco, siamo convinti della cosa. Anche questo va comunicato correttamente, ripeto, la settimana della comunicazione cade proprio a fagiolo e ha un'importanza per noi fondamentale per tutto quello che ci siamo detti finora, ecco. È un bel freno il fatto, se tu hai bisogno di un supporto, appunto, di un aiuto per andare a parlare, sapere che tu devi entri in un percorso che ti porta al servizio, come si chiama, di igiene mentale, piuttosto che i centri di salute mentale, che hanno una connotazione di fatto negativa, psichiatrica. Quindi dice sei considerato un matto. Questo frena moltissimo il fatto di andare per disagi, diciamo, di poca cosa, semplici. La controprova è nei comuni montani, questo è l'esperimento dello psicologo, chiamalo del territorio, chiamalo di base come vuoi, che affianca il medico, ha avuto un successo notevole e gli stessi comuni hanno richiesto di potenziarlo. Perché? Perché lì va un sacco di gente che ha per l'alcolismo, per problemi, lì ci sono situazioni difficili nei comuni di montagna, di solitudine, di difficoltà di rapporti, e questi hanno avuto hanno avuto una porta aperta incontrare uno psicologo che li ascolta e che li supporta in questo modo, senza dover entrare nel percorso della sanità che prevede. Sì, ma però se devo andare a un centro di salute mentale, se devo andare, il problema del CSM non è la qualità delle prestazioni, anche perché è che mi trovo, se io sono a rischio se io ho perso il lavoro e
mi sento un po' così, voglio vedere uno psicologo, vado al CSM, mi trovo in coda con gli psicotici, cioè in una sala d'attesa di un CSM giustamente ci sono pazienti psicotici, pazienti gravi, che sono lì per prendere i farmaci, e insomma non è una compagnia semplice, e poi influisce molto sull'immagine dello psicologo, che viene associata a quella dello psichiatra. Già è difficile per un non addetto ai lavori capire la differenza tra lo psichiatra e lo psicologo, se poi stanno insieme ovviamente i pazienti psichiatrici si vedono di più, sono molto visibili, sono anche molto riconoscibili, quindi insomma diciamo che stiamo andando avanti su tutti questi fronti per creare consapevolezza e per creare poi salute diffusa nel territorio.